Tutti, negli scorsi giorni l'assessore ai lavori pubblici della Lega Nord, Elisa De Berti, ha dato del bugiardo a me e a tutto il Movimento 5 Stelle, dicendo che noi del Movimento 5 Stelle cerchiamo di carpire consensi attraverso le menzogne. Ma come mai così tanto livore, così tanta cattiveria? Motivo è presto detto, perché siamo andati a toccare la Pedemontana Veneta. Che cos'è la Pedemontana Veneta? È un'enorme autostrada che stanno costruendo oggi in Veneto la più grande opera pubblica dopo il Mose. Stiamo parlando di una opera che doveva costare inizialmente 800 milioni di euro e ad oggi pare che i costi siano completamente esplosi e come al solito siamo noi cittadini a dover pagare. E oggi sono qui a darvene le prove. Il problema è che è proprio la Lega Nord invece che sta mentendo. La De Berti infatti dice che l'opera dovrebbe costare 2 miliardi, quindi già da 800 milioni siamo passati a 2 miliardi e siamo sempre noi cittadini a dover pagare. Noi però inoltre siamo anche stati dalla Corte dei Conti e la Corte dei Conti ha fatto una relazione su quest'opera, una relazione che ho proprio qui con me. E adesso vi dirò cosa dice questa relazione della Corte dei Conti. Dice che ci sono state sfavorevoli rimodulazioni per la finanza pubblica, ovvero i soldi delle nostre tasse. Appare incerta la sostenibilità finanziaria dell'opera, viste le previsioni ottimistiche sui volumi di traffico, con il conseguente rischio che gli insufficienti flussi di cassa generati possono produrre ulteriori esborsi pubblici, ovvero hanno gonfiato i costi. Il costo di realizzazione nel corso degli anni è cresciuto notevolmente, superando con gli oneri capitalizzati i 3 miliardi di euro, anche a causa delle rimodulazioni progettuali e delle opere compensative richieste dagli enti locali. Inoltre, parte della viabilità di raccordo con l'opera non è inclusa nel costo e a ciò dovrà provvedersi con ulteriori fondi pubblici, ovvero tutte le opere attorno alla Pedemontana non sono comprese in questi 3 miliardi, quindi saranno ancora almeno altre centinaia di milioni di euro oltre i 3 miliardi. Vi voglio ricordare che dovevano essere 800 milioni di euro all'inizio. La convenzione presenta condizioni di notevole convenienza per il concessionario, ovvero chi la costruisce, i privati, ricadendo molti rischi sul concedente, ovvero noi, il pubblico. Incombe pertanto l'alea di un potenziale debito sulla regione, dal momento che il rischio di mercato risulta sbilanciato a sfavore dalla parte pubblica. Costante è risultato nel tempo l'aumento del contributo pubblico. Cosa vuol dire questo in due parole? Che come al solito i privati fanno gli affari d'oro e la regione, ovvero noi i cittadini, devono pagare e come al solito noi con le nostre tasse e i costi esplodono. Ma non è finita qui. Il commissario Vernizzi, ovvero la persona che gestisce tutta questa opera, commentando la relazione, dice che non ha avuto alcuna contestazione lui e che queste sono solo delle opinioni. Vediamo sempre dal documento ufficiale invece come la Corte dei Conti dice come stanno realmente le cose. Il commissario, quindi Vernizzi, ha assommato in sé tutte le funzioni concernenti l'opera, dopo essere stato in vari momenti segretario alle infrastrutture della regione, autorità di vertice di Veneto Strade, delle commissioni di valutazione ambientale e di sostenibilità economico-finanziaria. Come al solito in Italia, uno solo prende tutto, gestisce, controlla e fa tutto lui da solo, quello che dovrebbero fare squadre intere di persone. La struttura commissariale presenta costi rilevanti che si aggiungono a quelli degli organi che restano preposti alle attività ad esse delegate. Peraltro, a causa dei vasti poteri attribuitele, quindi a Vernizzi, e alla sua non adeguata composizione, è stato necessario il ricorso a consulenze esterne, altri costi ulteriori. I controlli dei ministeri competenti e della regione risultano carenti. E come al solito, né i ministeri né la regione ha sorvegliato su quest'opera. Il risultato? I costi stanno esplodendo da 800 milioni a 3 miliardi e mancano ancora tutte le opere accessorie. Vado avanti però. Il progetto originario dell'opera è stato oggetto di continue rielaborazioni. Hanno continuato a rivedere il progetto quindi continuamente,
già subito dopo l'approvazione del preliminare da parte del CIPE, quindi neanche il tempo di firmare le carte che già cambiavano il progetto. Ed anche di contestazioni da parte di alcuni enti locali che hanno lamentato lo scarso approfondimento tecnico. Purtroppo, come sempre, siamo alle solite, all'italiana. Allora, la Lega purtroppo sta mentendo, perché queste sono le carte che dimostrano da che parte sta la verità. In questi documenti è scritta la verità perché questi sono documenti ufficiali della Corte dei Conti, è una relazione ufficiale. Ora io quello che vi chiedo è di far girare questo video perché la verità deve girare, le carte devono girare. Anche questa è un'altra scatoletta di tonno che abbiamo aperto perché dobbiamo informarci tutti su come spendono i nostri soldi e come li vanno a usare e a spendere e in questo caso, come pare che dica la Corte dei Conti, a bruciare. Adesso voglio proprio capire chi sono i bugiardi, se noi o se loro.